Sicily Unlimited è una iniziativa che parte dall'Inghilterra e vuole raccontare la Sicilia attraverso la letteratura, scoprirne le peculiarità, analizzarne le politiche e promuovere la sua bellezza. L'idea, partita già da diversi anni, è di Geoff Andrews, docente della prestigiosa Open University, che è la più grande del Regno Unito e una delle più grandi d'Europa. A guidarlo nel tour tra letteratura, monumenti, cibo e contesti storico-sociali, il presidente regionale del FAI, Giuseppe Taibi. Ci siamo conosciuti intanto perché lui è venuto qui per conoscere Rita Borsellino e quindi mi intervistò quando mi occupavo di Rita Borsellino e si pensava che questo movimento potesse anche cambiare la Sicilia. Ci siamo sempre tenuti in contatto, io ho presentato i suoi due libri, L'Italia dopo Berlusconi e poi anche Slow Food, li ho presentati ovviamente per la Sicilia occidentale. Ci siamo tenuti in contatto perché mi piace questa idea che porta avanti Jeff di far conoscere la Sicilia attraverso la letteratura, quindi fa venire qui giovani o meno giovani, studenti, professori come in quest'anno e gli fa conoscere per esempio il Gattopardo oppure gli fa conoscere Sciascia, va alla Fondazione Sciascia, gli fa conoscere anche Agrigento, Pirandello e anche Camilleri e questo mi sembra una buona idea anche per quanto riguarda i giovani e devo dire lui mi dice per esempio che Montalbano è molto conosciuto e ha fatto conoscere la Sicilia in Inghilterra, ecco perché ci sono tanti inglesi che vengono anche a conoscere il patrimonio storico-artistico, a me interessa ovviamente come fai, anche attraverso la letteratura e quindi si unisce la cultura con il patrimonio storico-artistico e paesaggistico. Un modo nuovo di conoscere la Sicilia attraverso i suoi luoghi e la sua letteratura, qualcosa che state facendo ormai da diversi anni con la vostra associazione. Di cosa si tratta? Abbiamo passato una settimana splendida, una settimana culturale, siamo andati a Raccamuto per conoscere bene i lavori di Sciascia, anche il caso di Pirandello, anche i Camilleri. Volevo creare un'iniziativa per studenti inglesi, anche francesi, gallesi, per conoscere bene questa terra, una terra povera è possibile, ma anche una terra più ricca con cultura, per esempio. Perché la Sicilia proprio? Perché in Sicilia ci sono molti intellettuali, Leonardo Sciascia per esempio è molto importante secondo me per conoscere più meglio la storia d'Italia, non solo la Sicilia. Un'opportunità per leggere, per studiare, per discussioni fra i studenti. Anche ovviamente per conoscere anche il cibo di Sicilia, il cibo, la cultura generale. E politicamente voi fate anche un'analisi. Ecco, cosa emerge? Politicamente è molto complesso anche in Inghilterra in questo momento con Brexit. Ho scritto un libro 15 anni fa, il titolo Un paese anomale, ma forse adesso con tutti i populisti in Inghilterra come in Italia per esempio, tutta l'Europa ha problemi con i populisti. Ma bisogna importanti per creare un movimento civico, non solo per politica, non solo per politici, anche per persone, per tutte le persone. Comunque ciò che accade in Italia è un po' ciò che accade in Inghilterra, c'è un vento populista che è determinato dalle regole europee che non sono gradite a tanti. Sì, c'è pericoloso con populista. Secondo me loro vogliono bloccato la vita culturale, per esempio. E più semplistici, le soluzioni più immediatamente. Vogliamo pensare di un altro tipo di politica. 15 anni fa, quando ho conosciuto Giuseppe Taibi per la prima volta, c'è un movimento, un'altra storia, un movimento con Rita Borsellino.
Per me è interessante perché è un'altra idea, un'altra possibilità per la Sicilia.